Amici sportivi, buonasera dalla Palla Granata da parte di Peppe Cassisa per i microfoni di RTC. Un cordiale saluto anche agli amici che ci stanno seguendo da Roseto tramite le antenne di Antenna 1. 12ª giornata di campionato dunque oggi qui alla Palla Granata con la Racine Trapani che ospita la Sici Vongole di Roseto, una gara particolarmente interessante in quanto vede di fronte due squadre che stanno andando assai forte. Il Trapani forte della quinta vittoria in trasferta domenica scorsa a Ragusa, mentre il Roseto si presenta a questa partita con 4 vittorie all'attivo dopo un inizio di stagione davvero poco fortunato. Subito i quintetti che le due squadre hanno mandato in campo per la Racine Trapani: in campo con il numero 4 Cecchetti, con il numero 10 Morrone, con il numero 11 Castellazzi, con il numero 13 Lot, con il numero 14 Piazza. Per la formazione ospite, che è in completa tenuta bianca, in campo con il numero 8 Iardella, con il numero 11 l'ex Granata Scaranzin, con il numero 14 Stama, con il 15 Marella e con il 17 Melioli. Arbitri dell'incontro i signori Bagnoli di Forlì e Garzia di Piacenza. Primo pallone giocato dal Trapani che con Cecchetti serve un prezioso assist a Guzzone che tutto solo da sotto mette a segno. 2-0 per la Racine Trapani. Marella in possesso di palla, l'ex giocatore del Pordenone, dunque al suo primo campionato quest'anno a Roseto. Azione manovrata del Roseto che adesso offre un buon pallone a Stama, sempre con lo stesso Marella, ma l'azione è viziata da infrazione di passi di Stama, per cui il canestro non è valido. 25 secondi di gioco, Racine Trapani 2, Roseto 0. Piazza in possesso di palla, pallone per Lot, non è sceso in quintetto per il Trapani come abbiamo già detto Mannella. Va alla conclusione Piazza e realizza con un tiro frontale Mario Piazza. 4-0, buon avvio del Trapani che adesso difende dall'attacco Roseto. Penetrazione di Stama che tenta la conclusione personale, rimbalzo difensivo di Cecchetti che può dare a Piazza contropiede del Trapani. Servizio per Morrone che cerca di appoggiare sotto mano a canestro, ma la palla lo beffa, la palla danza sull'anello, poi va via. Adesso invece la fortuna della parte di Morrone che realizza il suo secondo canestro personale. 4 punti per lui, 6-0 per il Trapani e fallo sullo stesso Morrone da parte di Marella. E dunque opportunità per Morrone per aumentare il proprio bottino personale, il margine di vantaggio della Racine Trapani. Primo fallo per Marella, primo fallo della partita. 6-0 dicevamo in favore della formazione Granata che adesso è in lunetta con Morrone. Morrone non si lascia pregare, realizza 5 punti per Fabio Morrone. Difesa individuale della Racine Trapani, servizio per Scaranzin, ma c'è il fallo che il signor Garzia sanziona nei confronti di Claudio Castellazzi. Anche per il Trapani c'è il primo fallo per il pivot Granata. Rimette in zona d'attacco la Sici Vongole Roseto con Iardella, Marella cerca l'azione personale Dario Iardella e trova il fallo di Morrone. Primo fallo anche per Morrone, difende duro la Racine Trapani. Ancora un'azione offensiva del Roseto con Marella che esce, passaggio è per Melioli, ancora Marella che tira da 3, il tiro è corto ma il rimbalzo offensivo è di Scaranzin. Melioli chiama lo schema per i compagni, difende ottimamente e poi c'è il fallo intenzionale. Giustissima la decisione dell'arbitro. Fallo intenzionale a favore del Trapani. Il fallo è stato di Melioli. Piazza aveva ottimamente anticipato il tentativo di giocata di Melioli e si è impossessato del pallone. Poi lo stesso Melioli ha praticamente trattenuto volontariamente il giocatore Granata e dunque fallo intenzionale. Vi dicevo dell'ottima difesa su Iardella che è uno dei pezzi forti del Roseto, l'elemento più rappresentativo della formazione abruzzese che è approdato a novembre a Roseto. Dicevamo in apertura di radiocronaca per quanto riguarda il Roseto del fatto che è reduce da 4 vittorie consecutive, mentre l'inquadratura del nostro Pepe Basilico che stasera alle riprese è tutta riservata alla panchina della Racine Trapani con il coach Gianfranco Benvenuti che continua ad impartire le giuste disposizioni ai propri ragazzi. Dicevo del Roseto che è reduce da 4 vittorie consecutive, delle quali 3 in casa. Ha vinto con il Ferrara, poi ha vinto
a Ragusa e nelle ultime due ha battuto in casa il Bergamo e il Ravenna. Dalla lunetta Mario Piazza che realizza il primo tiro libero ma sbaglia il secondo e il Trapani si porta sull'8-0 e ha anche l'opportunità di gestire il pallone per questa azione offensiva che porta la firma adesso di Piazza, che porta avanti il pallone, lo affida a Lot. Passaggio per Castellazzi, Piazza, buona circolazione di palla che porta al tiro Lot che sbaglia, 3 al rimbalzo, esce con il pallone Cecchetti, può andare alla conclusione Davide Lot e realizza. C'è un fischio dell'arbitro che poi vede anche il fallo da parte di Iardella, primo canestro da parte di Lot e primo fallo per Dario Iardella. Ottimo avvio della formazione granata, 10-0 il parziale quando ancora sono da giocare 17 minuti e 50 secondi in questo primo tempo. Melioli, Scaranzin, Stama, ancora difficoltà per il tiro dei rosetani che vanno alla conclusione con Stama che con un pizzico di fortuna riesce a mettere dentro il pallone. Unitamente a Iardella, Stama è forse il giocatore più rappresentativo di questo Roseto. Avremo modo comunque di parlare dei due giocatori nel corso di questa telecronaca. Sbaglia la conclusione Cecchetti, ma poi c'è un'ingenuità di Marella che si lascia sfuggire il pallone dopo averlo braccato al rimbalzo e dunque azione offensiva rimessa in zona d'attacco per l'Aracine. Morrone, Piazza, Davide Lot tenta la conclusione da 3, realizza Davide Lot, 5 punti per lui e 13-2 per l'Aracine Trapani in questo esaltante avvio d'incontro, sorretta come al solito dall'instancabile tifo che qui al Palagranata ormai è diventata una consuetudine. Un Aracine che vi ricordo quest'anno ha giocato meglio soprattutto in trasferta, mentre in casa è andata incontro a 2 sconfitte consecutive. Gran contropiede del Trapani che realizza con Claudio Castellazzi, davvero un basket spettacolare quello dell'Aracine che sta soprattutto giocando bene in difesa, dove la marcatura aggressiva sui giocatori rosetani sta dando i suoi frutti, come dimostra anche il punteggio finora totalizzato dai giocatori ospiti. Secondo fallo da parte di Morrone, evidentemente la tattica di giocare forte e duro in difesa per i Granata costa qualcosa in termini di falli. 15-2 il punteggio, tenta la incursione personale il solito Stama che tira al tabellone e realizza il suo quarto punto. Tutti di Stama, i punti realizzati dal Roseto. Piazza può andare tutto solo al tiro da 3, sbaglia la conclusione, rimbalzo difensivo da parte di Marella che in queste ultime giornate è in gran crescita dopo un inizio di stagione che non è stato dei più esaltanti. Sbaglia la conclusione da 3 Melioli, un giocatore dotato di buon tiro da oltre 6,25 e ancora il Trapani in attacco con Morrone che può dare a Cecchetti. Alla conclusione Castellazzi che sbaglia e poi lotta al rimbalzo fra Morrone e Marella. Ancora il Trapani alla conclusione da 3 con Lot che sbaglia, poi tenta il tap-in Morrone e ancora una volta poca fortuna per la squadra trapanese, mentre il Roseto si ripropone in attacco con il solito playmaker Melioli. Buono il passaggio di Scaranzin che però viene intercettato dalla difesa trapanese. Ancora un contropiede, un po' di sufficienza in questa conclusione di Morrone, probabilmente la palla gli è sfuggita dalle mani e poi Castellazzi realizza ribadendo a canestro. 17-4 il punteggio in favore del Trapani. Ancora Melioli, sempre individuale la difesa dei Granata che giocano molto sugli anticipi come in questo caso con Cecchetti che però compie fallo nei confronti di Marella. Primo fallo per Cecchetti, pivot di 2,05, 28enne al suo primo anno a Trapani dopo due ultimi campionati nel Montegranaro. Rimessa in zona d'attacco per il Roseto, Iardella affida il pallone a Stama, intercetta all'8 il passaggio di Stama che pretenderebbe il fallo. Timida protesta nei confronti del signor Garcia. Non c'è fallo, si riprende a giocare con Iardella, esce fuori a ricevere Marella che sta giocando molto alto in queste circostanze, poi Scaranzini che da sotto sbaglia
e poi un'ingenuità di Cecchetti che dà a Iardella e c'è il fallo fischiato a Cecchetti, secondo fallo per Fabio Cecchetti e ancora pallone per il Roseto. 10 punti in classifica per la formazione abruzzese e 16 invece per il Trapani, che unitamente al Siena e alle spalle della Sangiorgese. Tiro da 3 punti di Stama che realizza. Buona prova fino a questo punto di Stama, almeno per quanto riguarda le realizzazioni personali. 7 il suo bottino e sono fra l'altro tutti i punti realizzati dalla Roseto. Tenta l'anticipo proprio Stama, che lo scorso anno a Trapani non brillò certo. Buono il passaggio di Piazza per Cecchetti che indugia con un palleggio di troppo, si arrabbia dalla panchina. Benvenuti, opportunità del contropiede per il Roseto, forse c'è un fallo da parte di Stama e così è giusta la decisione a nostro avviso del signor Bagnoli e si tratta del primo fallo per Stama. Giuseppe Stama, una guardia di 1,90 m, 25enne, ottimo tiratore da 3 che gioca da una vita, potremmo dire, a Roseto. Grande prolificità in attacco, un giocatore che sta migliorando, lo ha fatto soprattutto in questi ultimi 2 anni, anche se la sua pecca rimane sempre quella della difesa. Ancora un fischio arbitrale, fallo fischiato alla difesa rosetana. 14 minuti e 8 secondi ancora da giocare nel corso di questo primo tempo, 17-7 il punteggio in favore del Trapani. Piazza, Lot, il passaggio per Cecchetti che non si avvede, poc'anzi è stato di Stama il fallo, secondo fallo dunque per Stama. Piazza, Lot, finta il tiro da 3, può scaricare per Castellazzi che si incunia molto bene nella difesa, ma la sua conclusione non è delle più precise. Poi c'è un fallo fischiato ancora alla Racine Trapani, fallo di Cecchetti che si scusa per questo scatto di nervi nei confronti del signor Garzia, ed è il terzo fallo per Fabio Cecchetti, sempre fermo sul 17-7 il punteggio in favore dei Granata, che ripeto ancora una volta sono stati protagonisti di un ottimo avvio di incontro. Melioli tenta la conclusione da 3, Iardella, il tiro è lungo, poi lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare giustamente, come dice l'arbitro, è stato Cecchetti e dunque la rimessa in zona d'attacco è affidata alla Sicivongole di Roseto. Sicivongole del neopresidente Romano Chiappini, che ha preso il posto di Giovanni Giunco alla guida di questa società dai trascorsi prestigiosi. Ancora un canestro realizzato da Stama e sono tutti di Stama i 9 punti del Roseto. Morrone tenta l'azione personale e con un pizzico di fortuna riesce a realizzare 7 punti per Fabio Morrone dal suo primo anno a Trapani, 20enne ala di 1,98 m. Adesso impegnato nella marcatura di Iardella, che serve un grandissimo assist per Scaranzin, che da quella posizione non può fallire. Non ha segnato Iardella, ma in questa circostanza ha fatto segnare Scaranzin. Lot, proprio con l'innesto di Iardella, il Roseto ha messo a segno queste ultime 4 vittorie consecutive, 3 delle quali vi ricordo comunque in casa. Sbaglia la conclusione dalla lunga distanza Lot, gioca abbastanza veloce come prediligono le due formazioni. Ancora un errore, può andare in contropiede il Trapani con Lot che sbaglia e poi è provvidenziale il tap-in di Castellazzi che realizza il suo 6° punto. Un eccesso di superficialità lo potremmo definire quello di Lot, che aveva praticamente sbagliato un canestro fatto. Funziona il contropiede del Trapani che si sta disimpegnando molto bene in difesa, mentre Stama continua a bersagliare dalla media distanza. 11 punti il suo bottino personale ed è il miglior realizzatore della serata. Cecchetti, Morrone, circolazione perimetrale e infrazione di passi fischiata a Lot. Probabilmente
c'erano pure gli estremi del fallo da parte di Stama, infrazione di passi che dà l'opportunità al Roseto di gestire il pallone. Rimessa di Stama per Luca Melioli, 23enne play di 1,86 m, fantasista e contropiedista della Sicivongole Roseto. È entrato in campo nel frattempo il numero 12 Malcangi, uno dei 3 lunghi della squadra. Lot realizza in contropiede, Davide Lot. Funziona indubbiamente il contropiede del Trapani, non gli dà la possibilità invece di portarlo a segno la squadra granata, a quella evidentemente rosedana, che proprio del gioco in velocità, del contropiede, dell'aggressività in difesa fa le proprie armi migliori. Secondo fallo fischiato a Castellazzi. (23-13) il punteggio, e primo cambio nel Trapani, che manda in campo Guzzone, che ha saltato in settimana qualche allenamento per via di una fastidiosa febbre, mentre al suo posto è ritornato in panchina Cecchetti. Melioli, Stama, su di lui Lot. Molto aggressiva la marcatura di Lot, poi c'è una lotta fra Guzzone e il nuovo entrato Malcangi. Gli arbitri optano per la rimessa per la Racine, che rimette proprio con Lot. Ancora Piazza, mentre Mannella è andato a scaldarsi a bordo campo, probabilmente prenderà il posto di Lot. Impreciso il passaggio di Morrone per Guzzone e la palla ritorna al Roseto. Sempre Melioli, Malcangi, stoppata di Castellazzi, può andare in contropiede del Trapani con Lot, potrebbe servire Morrone, lo fa, e Morrone non può sbagliare da quella posizione. 9 punti per lui, nessun giocatore in doppie cifre nel Trapani. 11 punti per Stama invece nel Roseto, che adesso affida il pallone a Malcangi. Ancora Melioli, Scaranzin, buono l'intervento di Piazza, e ancora contropiede. Lot potrebbe dare a Castellazzi, c'è la giusta decisione dell'arbitro che fischia il fallo a Lot e si arrabbia Benvenuti nei confronti di Lot. Ancora una volta il Trapani in questa occasione ha sbagliato, come del resto era accaduto anche domenica scorsa. Ha sbagliato un'occasione incredibile in contropiede, anziché privilegiare il passaggio per un compagno tutto smarcato. In questa circostanza, se non ricordo male, doveva trattarsi di Castellazzi. Lotto è andato a sfondare. Non stiamo qui a dire se lo sfondamento c'era o meno, probabilmente sì, ma evidentemente il passaggio per Castellazzi sarebbe stato sicuramente la miglior soluzione per questa azione del Trapani. E Benvenuti ancora una volta se la prende con Lot, richiamandolo in panchina, e al suo posto entra in campo Pepe Gassi. Ancora un fallo per la Racine Trapani, fallo di Morrone, terzo fallo per Fabio Morrone, mentre dalla lunetta Ierdella ha sbagliato. 12 punti di vantaggio per la formazione granata. Realizza il suo primo punto della serata Dario Ierdella, 28enne alla piccola di 1,97 m, che è arrivato a novembre in prestito al Roseto, era impredicato di venire a Trapani. Il giocatore ha fatto notizia per l'aspetto economico del suo ingaggio, che a quanto pare è stato vicino ai 100 milioni. Conclusione del Trapani, che sbaglia con Piazza. Rimbalzo difensivo del Roseto, che adesso si riporta in attacco con il solito Luca Melioli. Iardella tenta la conclusione forzatissima, però poi è molto bravo ad andare a prendere il rimbalzo sul tiro sbagliato e realizza. 25 chi attacca, 16 chi difende.
Cassi fa saltare a vuoto il suo avversario diretto, poi gioca con Guzzone, infrazione di passi di Guzzone, ancora un'ingenuità in attacco del Trapani e Benvenuti continua ad arrabbiarsi maledettamente sulla panchina, mentre Domenico Sergentone, coach della formazione avversaria, si prepara ad un ulteriore cambio. Conclusione adesso di Malcangi sbagliata, Piazza cerca di accelerare il gioco, Cassi ancora Piazza, Guzzone, Peppe Cassi, conclusione da 3 di Cassi che realizza da oltre 6,25 il suo primo canestro della serata. Nel Trapani in panchina ancora non hanno preso parte all'incontro il numero 7 Zucchi, il numero 12 Mannella e il numero 15 Martin. Fallo da parte di Guzzone, mentre nel Roseto non sono entrati in campo il numero 5 Palermo, il numero 7 Pucci, il numero 10 Aprea e il numero 13 Battistoni. In lunetta Luca Melioli, 2 tiri liberi per il playmaker della squadra di Sorgentone, realizza il primo Melioli. E ancora a segno il playmaker del Roseto, che adesso viene richiamato in panchina e al suo posto entra il numero 10 Aprea, Marco Aprea, altro playmaker della squadra, 1,84 m, 25enne, al suo secondo anno a Roseto. Scorso anno venne a Roseto dall'Allibert, buona visione di gioco e buon tiro da 3 per il playmaker in maglia bianca. Guzzone, Morrone, Cassi, ancora Cassi, su di lui Stama, si fa luce Cassi, realizza, ma c'è una infrazione di passi fischiata dal signor Garzia di Piacenza, che stasera, vi ricordo, fa coppia con il primo arbitro, che è Bagnoli di Forlì. Aprea, Malcangi, non si avvede del passaggio. Aprea che stava andando a tagliare dentro la campana, buono il passaggio di Piazza per Guzzone, sbaglia Guzzone e il rimbalzo del Roseto. Iardella velocizza il gioco, poi viene stoppato, ma va a prendere ancora una volta il pallone e realizza il suo quinto punto personale e si avvicina il Roseto, 28-20 dopo l'ottimo avvio. Il Trapani si vede ancora una volta costretto a subire la rimonta del Roseto, era accaduta anche qualche settimana fa, mentre l'inquadratura del nostro Peppe Basilico è proprio tutta riservata alla panchina del Roseto. Obiettivo del Roseto quest'anno è quello di raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza, anche se alla vigilia veniva considerata come una delle possibili outsider in questo campionato di Serie B1. Un Roseto che rispetto alla passata stagione non si è rinnovato tantissimo, anche se i cambi che si sono avuti in questa squadra sono stati determinati soprattutto per il disastroso avvio di campionato. Sono stati coperti comunque i buchi esistenti nella passata stagione, adesso la panchina è sicuramente più lunga e la squadra forse è dotata di meno inventiva rispetto alla passata stagione, ma il gioco è più razionale, più quadrato, come l'ha definito anche lo stesso coach Sorgentone. Una squadra che evidentemente comunque ha allungato la propria statura media con gli innesti di Malcangi e di Marella, mentre il Trapani realizza da 3 con Peppe Cassi. Terza bomba a segno della Racine Trapani e seconda personale realizzata dal giocatore Granata. 31-20 il punteggio, in campo per il Trapani Francesco Mannella, il piccolissimo play del Trapani, da quest'anno capitano della squadra Granata, e fallo fischiato a Guzzone, fallo nei confronti di Malcangi, ben appostato l'arbitro, protesta il pubblico di casa. (31-20) il punteggio in favore della
Racine Trapani, mentre realizza Malcangi. Umberto Malcangi, un'ala di 2,07, 23enne, il lungo di qualità che mancava al Roseto. Quest'anno è proprio arrivato ed è stato proprio Malcangi, un giocatore che in passato ha avuto particolari problemi con gli infortuni. Mentre tira da 3 Mannella, a rimbalzo la Racine, la palla carambola proprio su Morrone che era proteso alla ricerca del pallone. Iardella velocizza all'esasperazione il gioco dei rosetani, poi va alla conclusione Stama, servito da Malcangi, e realizza Giuseppe Stama. Castellazzi, Morrone, sbaglia Morrone e ancora una volta la rimessa viene accordata al Roseto. Si è un po' inceppato il Trapani in attacco. Provvidenziali tiri dalla lunghissima distanza di Cassì, 31-23, 8 lunghezze da recuperare per la Sicivongole, che in attacco adesso con il playmaker Aprea. Iardella accentrato su Iardella e Stama, il gioco del Roseto, contropiede del Trapani che con un eccesso di altruismo adesso di Morrone spreca questo contropiede. Giusta comunque l'intenzione di Morrone, che aveva chiamato al canestro Mannella e Castellazzi che venivano a rimorchio, ma avanti a loro c'era Malcangi che ha messo in out. Mannella finge il tiro da 3, può dare a Cassì, sbaglia la conclusione da 3, questa volta Cassì lotta al rimbalzo con Castellazzi che si appropria della sfera, ma la conclusione di Claudio Castellazzi è imprecisa. Tenta l'anticipo Lot, pressa in difesa del Trapani con questa uomo difensiva. Buon gioco a 2 fra Stama e Scaranzin, e Scaranzin realizza 4 punti per Silla Scaranzin, contropiede del Trapani che realizza con questo lancio baseball per Castellazzi di Mannella, realizza proprio con il pivot. Ottima azione della Racine. Scaranzin, il passaggio è per Malcangi e il fallo è di Guzzone, terzo fallo anche per Guzzone, e Marco Martin viene immesso sul parquet adesso e gli fa posto Guzzone. Dunque Lot, Martin, Cassì, Mannella e Castellazzi in campo per la Racine Trapani. Per gli ospiti Iardella, Aprea, Malcangi, Stama e Scaranzin. Sbaglia la prima conclusione Umberto Malcangi. Malcangi ha avuto un buon inizio di stagione. Nella pre-season poi la frattura del setto nasale ne ha un po' rallentato la preparazione e il rendimento. Un giocatore proveniente dal Pescara, dove lo scorso anno ha giocato poco per via di un serio infortunio al ginocchio. Mentre in precedenza ha giocato pure a Cantù. Non buono il canestro di Lotto per una infrazione di passi, ne stanno compiendo parecchie stasera i Granata. Stama, ottima la giocata di Stama che poi sbaglia proprio l'entrata. Iardella, ancora Stama, Malcangi, interviene su di lui Mannella. C'è il fallo fischiato, fallo di Martin, e ancora un time out che va a interrompere il gioco.
sul punteggio di 33-25 per la Racine Trapani, quando mancano 3 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo. Inquadratura del nostro Peppe Basilico riservata al pubblico, in particolar modo al comando Ultra Curva Nord, che va ad assiepare, come al solito, va a sedere dietro il tabellone vicino alla panchina della Racine Trapani. Vi dicevo di questo Roseto, che è una squadra molto solida e soprattutto veloce e aggressiva, in particolar modo in difesa, una squadra che ha una discreta presenza sotto canestro, maggiore rispetto alla passata stagione, soprattutto con gli innesti di Marella e di Malcangi, oltre a quella del riconfermato Scaranzino. Un gioco tutto veloce con moltissimo contropiede, che stasera comunque il Trapani non gli ha dato la possibilità di provare, anzi il Roseto lo ha sicuramente subito. Adesso opportunità per Malcangi per ridurre il margine di svantaggio, ma il tiro dalla lunetta è sbagliato e poi il Trapani regala il pallone a Iardella, che va a schiacciare. 7 punti per Iardella, sta sprecando qualche pallone di troppo con passaggi ingenui il Trapani, letteralmente regalato il pallone adesso a Iardella. Taglia nel piano della difesa Mannella, cerca di servire i propri lunghi il Trapani, lo fa adesso con questo passaggio per Castellazzi, che va in doppia cifra con questo canestro. 10 punti per Claudio Castellazzi, 13 punti invece per Stama, che è il miglior realizzatore della serata. Sempre individuale la difesa dei Granata, con Mannella che ha preso in consegna il playmaker Aprea, pasticcia il Roseto e giustamente gli arbitri assegnano la rimessa alla Racine. 2 minuti e 32 ancora da giocare, 8 punti di vantaggio per la Pallacanestro Trapani, che è sempre rimasta avanti in questo primo tempo, partendo alla grande con un parziale di 10-0 in appena 2 minuti di gioco. Sta difendendo pure a uomo il Roseto. Cassì tenta la penetrazione frontale, può dare a Martin, che si incugna molto bene ma non trova il canestro, e poi il solito Castellazzi in tap-in realizza. Secondo tap-in per Claudio Castellazzi, il migliore fra i lunghi stasera del Trapani. Vi ricordo che sono fuori per 3 falli Guzzone e Cecchetti nella Racine. Rimbalzo di Lot, che poi si fa togliere il pallone e il fallo viene poi fischiato e sanzionato a Silla Scaranzin. Primo fallo per Silla Scaranzin, un pivot di 2,05, 27enne, ex di turno stasera, ha giocato a Trapani tornei non proprio esaltanti, ha poi giocato a Caserta in A1, partecipando anche alla finale scudetto. Un giocatore che deve rifarsi indubbiamente delle delusioni patite negli anni passati a Siena e a Brescia. Un buon rimbalzista e, come abbiamo avuto già modo di vedere, buon fornitore di assist. Ancora un pallone sprecato da Mannella, lo recupera poi Castellazzi. Mannella, Lot, tiro da 3 di Lot, realizza Davide Lot. Doppia cifra anche per Lot, 40-27, riprende 13 punti di vantaggio il Trapani alla Sicivongole. Aprea, Stama, consueta difesa individuale, non ci pensa 2 volte Iardella andare alla conclusione. Il fallo questa volta giustamente viene fischiato al numero 12 Malcangi. Primo fallo per Malcangi, e Domenico Sergentone, coach rosetano anche di nascita e di estrazione anche cestistica, manda in campo al posto di Malcangi Marella, che a dire il vero stasera non ha particolarmente brillato, anche se ce lo hanno presentato come uno dei giocatori più in forma del Roseto. Forza Lot, non trovando la via del canestro. Aprea chiama lo schema, su di lui il solito Mannella, si fa vedere Stama che riceve, ancora Stama che riceve il blocco di Scaranzin nei confronti di Cassì, e Stama realizza da 3.
Buon bottino personale stasera per Stama, 16 punti e appena 22 secondi alla fine, con il Trapani che è chiamato a gestire questo ultimo pallone del primo tempo sul punteggio di 40-30 in proprio favore. Lot sale a ricevere Cassì, evidentemente andrà al tiro allo scadere, 7 secondi, Lot libero per il tiro dall'angolo da 3, Mannella che sbaglia, sfortunato Mannella in questa circostanza, e finisce il primo tempo sul punteggio di 40-30 per la Racine Trapani. Un primo tempo tutto sommato piacevole, con un grande avvio della formazione trapanese che si era portata sul 10-0 e che poi ha dovuto subire la rimonta del Roseto con qualche ingenuità di troppo. Ci risentiamo per il commento relativo al secondo tempo, ricordando che il miglior realizzatore del Trapani in questo primo tempo è stato Castellazzi con 12 punti, mentre poi ci sono i 16 punti di Cassì, che è il miglior realizzatore della serata. Tutti al Granatale, sabato 23 dicembre alle ore 15 intervenite al Pala Granata per la festa natalizia del mini basket che la Pallacanestro organizza per Natale. Appuntamento dunque sabato 23 dicembre alle ore 15 al Pala Granata. Secondo tempo della gara fra Racine Trapani e Sici Vongole di Roseto. Dalla Pala Granata sempre Peppe Cassisa per i microfoni di RTC e per gli amici che ci stanno seguendo da Roseto tramite Antenna 1. Un cordiale saluto in proposito va proprio agli amici di Roseto. Roseto che sta perdendo alla fine del primo tempo con il punteggio di 40-30. 10 punti di vantaggio in favore del Trapani, che ci stanno tutti. Trapani che ha preso questo margine proprio in apertura di incontro. Andiamo comunque a leggere i quintetti di questo secondo tempo. Per la Racine in campo con il numero 8 Cassì, con il numero 11 Castellazzi, con il 12 Mannella, con il 13 Lot e con il 15 Martin. Per la formazione rosetana in campo con il numero 8 Iardella, con il 10 Aprea, con l'11 Scaranzin, con il 14 Stama e con il 15 Marella. In attacco il Trapani, Mannella, Castellazzi, esce fuori il pallone per Lot, penetrazione di Cassì che poi scarica l'assist per Martin, che viene comunque anticipato in out. Benvenuti dalla panchina vorrebbe il segnasecondi a 30, invece restano 4 secondi per il Trapani. Cassì proprio all'ultimo secondo va alla conclusione, il tiro è corto, il rimbalzo è di Marella. In palleggio Aprea, intercetta il passaggio di Scaranzin e Castellazzi. Mannella, Lot, Cassì, viene stoppato egregiamente da Stama, Giuseppe Stama, giocatore in costante miglioramento, che attualmente è il terzo nella classifica dei marcatori della B d'eccellenza. Ancora un errore al tiro, nessuna delle due squadre ha segnato in questo avvio di secondo tempo. Aprea, Marella, gancio di Marella che realizza. Primo canestro della serata per l'ex giocatore del Pordenone, Maurizio Marella, un pivot di 2 metri, ormai 32enne. A segno il Trapani con Castellazzi, che è il miglior realizzatore della squadra granata, con 14 punti. Gioco fermo, fallo di Mannella. Probabilmente è stato fischiato a Martin il fallo, e sì, è proprio di Martin. Secondo fallo per Marco Martin. Rimette in attacco il Roseto.
Al solito in cabina di regia Melioli, passaggio per Iardella controllato da Lot e fallo di Cassì su Stama, primo fallo per Peppe Cassì. Proprio Cassì nel primo tempo con 2 tiri da 3 ha tirato un po' le castagne dal fuoco il Trapani sul tentativo di rimonta del Roseto, anche se i margini di vantaggio del Trapani sono stati sempre abbastanza consistenti. Mannella può dare a Cassì che tutto solo va alla conclusione, il tiro è corto e poi c'è un fallo fischiato a Marella. Secondo fallo di Marella ai danni di Martin. 2 falli di squadra per la Racina in questo secondo tempo, un fallo invece per la Sicivongole. Rimette Cassì, sempre uomo difensiva della formazione abruzzese, con Lot che sbaglia, poi Castellazzi comunque va a prendere il rimbalzo in attacco e realizza, e c'è un fallo tecnico fischiato a Stama, tecnico al giocatore rosetano, terzo fallo per Stama. Sulle proteste di Stama gli arbitri non hanno avuto dubbi, hanno fischiato questo fallo tecnico che permette a Cassì di realizzare dalla lunetta entrambe le conclusioni. 8 punti per Peppe Cassì, che è una macchina da punti quando va in lunetta, quasi infallibile. Buono il passaggio di Stama per Scaranzini e costringe Castellazzi al terzo fallo, e dovrebbero essere in 3 adesso tutti 3 dei 4 lunghi del Trapani ad avere commesso 3 falli, e cioè Cecchetti, Guzzone e Castellazzi. 2 falli invece per Martin. Evidentemente la panchina lunga dei Granata dà comunque garanzie a Benvenuti per gestire i lunghi. Realizza entrambi i tiri dalla lunetta Scaranzin. Lot si gira su se stesso, sotto mano di Lot, è davvero una pregevole azione quella di Davide Lot in acrobazia. 12° punto per Davide Lot, esplode il Palagranata e anche i tifosi più accesi, più esasperati quasi, sono tutti per lui, mentre Mannella compie il suo primo fallo della serata sul punteggio di 48-34 per la Racina. 16 minuti e 40 secondi da giocare. Avvicendamento nelle file della Racine con Cecchetti che entra in campo al posto di Claudio Castellazzi. Stama, infrazione di passi. Cassì affida il pallone a Mannella. È entrato in campo nel Roseto il numero 5 Palermo. Ancora una conclusione dalla lunga distanza del Trapani, che adesso compie fallo, un fallo sicuramente inutile con Martin, terzo fallo di Marco Martin. Dicevo di Maurizio Palermo, una ala piccola di 1,96 m, classe 59, giocatore bravo spalla a canestro e anche nell'1 contro 1, un gran combattente che nella bagarre ci sa fare, molto bravo nelle partite, in particolar modo in trasferta. Quest'anno ha giocato poco, adesso subisce fallo da Lot. Diceva ha giocato poco in quanto reduce da un infortunio. Secondo fallo per Lot. È un gran difensore, un gran saltatore, ha giocato sempre delle buone gare qui a Trapani. Alla conclusione Stama, il rimbalzo è proprio di Palermo, che poi protesta nei confronti degli arbitri. Cassì realizza in entrata Peppe Cassì e anche lui va in doppia cifra. 4 giocatori
anzi 3, uno è alle soglie della doppia cifra nel Trapani, cioè Morrone con 9 punti. Hanno già assegnato più di 10 punti invece Castellazzi e Lotta, e 10 punti invece per Cassì, mentre c'è un fallo fischiato a Palermo, protesta abbastanza accesa di Palermo nei confronti dell'arbitro. Ha giocato poco quest'anno Palermo, e proprio l'innesto squadra di Iardella ha ridato fiducia a Sorgentone, che proprio in quel ruolo, cioè quello di ala piccola, aveva pochissimi giocatori da mettere in campo, soprattutto per via dell'infortunio proprio patito da Palermo. Assegno Aprea, cerca di indurre gli arbitri a fischiare il fallo di sfondamento Martin, per gli arbitri tutto è regolare. E Cecchetti che rimette per Mannella. Roseto, dopo aver assaporato il grande basket in Serie A, ha subito l'onta della B2 2 stagioni fa. Fallo di sfondamento fischiato a Cassì, accentua la caduta Stama, molto abile in questa circostanza. Gli arbitri propendono per il fallo, secondo fallo per Peppe Cassì. Un Roseto che si è riaffacciato lo scorso anno sul palcoscenico del basket che conta, vincendo alla grande il campionato di B2 e giocando lo scorso anno un buon torneo di B d'eccellenza con un ottimo avvio di stagione, cosa che invece non è accaduta quest'anno, nella quale ha messo a segno solamente una vittoria nelle prime 7 giornate, collezionando 5 sconfitte consecutive. Poi le ultime 4 vittorie di fila, che hanno ridato morale ai giocatori e all'ambiente tutto, mentre c'è ancora un fallo di Cassì, terzo fallo di Cassì. È buono il canestro di Stama, 18 punti per lui, e opportunità del tiro libero aggiuntivo per il giocatore della Roseto, con il Trapani che mantiene sempre un margine, un vantaggio in doppia cifra. Sbaglia Stama. Roseto che nel primo tempo ha messo a segno 2 tiri pesanti su 3 tentativi, mentre il Trapani ne ha realizzati 4 su 9. Realizza Peppe Cassì dalla media distanza. E Benvenuti si danna l'anima per far schierare i suoi a zona in difesa. Marella, Stama, Scaranzin, ancora Stama che può andare alla conclusione da 3, precisissimo Stama, e sono 21 punti il bottino del leader del Roseto, considerando anche che Iardella non è in campo. È proprio Stama, giocatore che sta dando il maggior contributo alla formazione rosetana. Palermo, esce fuori il pallone per Aprea, mentre Benvenuti manda sulla seggiola di cambio Morrone. Aprea, zona difensiva del Trapani, con Martin che recupera il pallone grazie all'aiuto di Cecchetti. Mannella in palleggio, sempre Aprea su di lui, sale a ricevere Lot, Cassì, servizio per i lunghi in questa circostanza. Martin che sbaglia, poi forse c'era anche il fallo su Cassì, e Martin che incredibilmente da sotto sbaglia, ma ci pensa Cecchetti a ribadire a canestro frutto di una certa supremazia a rimbalzo dei giocatori Granata, che hanno sempre 13 punti di vantaggio. 54-41, 12 minuti e 12 secondi da giocare. Marella, ottimo l'assist per Scaranzin che è tutto libero sotto canestro, realizza il suo 8° punto personale.
Mannella, Cassì, ancora Mannella, chiama al taglio Cassì, Mannella, Lot, Mannella, poi Cassì può andare alla conclusione, tira il corto, contropiede del Roseto, 1 contro 3, pasticcia Aprea, non c'è stato assolutamente fallo. Opportunità sprecata per il Roseto, anche se la difesa del Trapani aveva chiuso ottimamente sul contropiede rosetano, che stasera praticamente non è esistito. Questa volta è Lot che tenta la conclusione da oltre 6,25 e realizza 15 punti per lui e salgono a 14 punti di vantaggio del Trapani, mentre il comando Ultra Curva Nord intona il coro Serie A, Serie A. Qualche pasticcio di troppo in difesa, ma il Trapani esce con il pallone fra le mani e Mannella che lo gestisce, aspetta che Lot prenda posizione in attacco. Su di lui Palermo, uomo difensiva sempre del Roseto. Mannella sfrutta il blocco di Cecchetti, subisce il fallo e ancora un fallo tecnico fischiato ad Aprea. E dunque dovrebbe trattarsi del secondo fallo per Aprea, in quanto oltre al fallo c'è stato pure quello tecnico. Giustamente abbiamo la conferma da parte del tavolo. E Sorgentone non perde tempo, richiama in panchina Aprea per questo eccesso di nervosismo, mentre Cassì viene richiamato in panchina e al suo posto entra Morrone. Dunque Morrone, Lot, Cecchetti, Mannella e Martin per il Trapani. Per gli ospiti è ritornato in campo il numero 17 Melioli. Non va a segno la conclusione di Mannella. I precedenti fra le due squadre vedono una leggera supremazia del Trapani, 5 vittorie contro le 3 del Roseto. Le due squadre hanno vinto praticamente sempre in casa, tranne in una circostanza, quando il Trapani nella stagione 85-86 espugnò il campo del Roseto, un Roseto assai dimesso che alla fine del campionato conquistò solamente 4 punti. Dimostra le sue doti di gran saltatore Stama in questa circostanza, subendo il fallo di Cecchetti, quarto fallo di Cecchetti. Vi dicevo della stagione 85-86, quando il Roseto arrivò ultimo con 2 punti, mentre il Trapani per un soffio non riuscì ad accedere ai playoff, a tutto vantaggio del Pescara. Per il resto nella stagione 83-84, 84-85 e l'anno passato le due squadre hanno vinto sempre i loro confronti in casa. Lo scorso anno, per la precisione, il Trapani vinse al ritorno per 76-70 con un grande Castellazzi, autore di 24 punti, e con una ottima prestazione di De Stasio. 19 punti per Battistoni invece nel Roseto, mentre per gli abruzzesi il miglior realizzatore all'andata fu Stama con 29 punti in una gara che il Roseto vinse di stretta misura per 83-82. 22esimo punto personale nel frattempo per Stama, è entrato in campo mentre Iardella, difesa molto più mobile quella del Roseto adesso, sbaglia la conclusione da 3 Lot. Melioli, e c'è un fallo di sfondamento fischiato a Stama. Si dovrebbe trattare del quarto fallo di Stama, e così è. Indubbiamente questa potrebbe essere una chiave di volta anche dell'incontro, considerato che Stama è stato il migliore dei suoi, soprattutto in fase di realizzazione. Guzzone, Mannella, Martin, Lot. Ottimo l'assist per Guzzone, che si fa largo, realizza e subisce anche il fallo di Scaranzin, secondo fallo di Scaranzin e primo canestro della serata per Tony Guzzone, che va in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Antonio Guzzone, 24enne pivot, di 2,03,
suo secondo anno a Trapani, proveniente dalla Facar Pescara. Assegno Guzzone e aumenta a 17 punti il margine di vantaggio del Trapani, 61-44 quando i primi 10 minuti del secondo tempo, la prima metà dunque del secondo tempo è già andata via. Iardella, marcatura di Morrone, stoppata ai danni di Iardella, la palla nel momento in cui viene rimessa in campo da parte di Guzzone è comunque fuori, mentre Benvenuti va a dare proprio una mano al suo pivot per rialzarsi da terra, e il pubblico non perde occasione per inneggiare anche a Benvenuti. Si provvede ad asciugare nel frattempo il parquet. La pre-season faceva pensare ad un avvio di stagione sfavillante, scintillante da parte del Roseto, invece è stato tutt'altro, con un avvio disastroso e con gli infortuni a ripetizione dei rosetani, in particolar modo di Malcangi, di Aprea, di Palermo e anche di Battistoni. Reduce dall'ottima passata stagione, quando conquistò una salvezza senza problemi, mentre tira da 3 Mannella, e poi il rimbalzo è di Morrone, che sbaglia un canestro fatto. Fallo di Lot. Vi dicevo dello scorso campionato del Roseto, che vide appunto una salvezza conquistata senza patemi d'animo dalla squadra abruzzese, che quest'anno ha puntellato, come dicevamo già nel corso del primo tempo, il settore lunghi, che era stato il tallone d'Achille dell'anno scorso, anche se l'inserimento dei lunghi è stato particolarmente difficile, soprattutto perché alcuni giocatori, come ad esempio Marella, non erano e non sono abituati a sostenere un ritmo e un gioco fatto in velocità come comandano i piccoli del Roseto. E proprio Marella è stato quello che ha avuto maggiori problemi, anche se in queste ultime giornate è riuscito a dare un rendimento maggiormente più apprezzabile al proprio allenatore Sorgentone. 61-46. Alla conclusione Guzzone, rimbalzo in attacco di Martin e c'è il fallo fischiato a Scaranzin. Terzo fallo per Silla Scaranzin. Buona difesa del Roseto, anche se in questa circostanza poi il rimbalzo di Martin ha penalizzato la difesa rosetana. Torna in campo Malcangi. Ci aspettavamo, a dire il vero, qualcosina in più da questo giocatore. Assegno Martin. È il primo punto realizzato, il primo punto personale realizzato dalla pivot granata. 2 punti per Martin, 63-46. Battistoni, alla conclusione Scaranzin, la palla lo beffa, danza più volte sul ferro ma poi non ne vuole sapere di finire la sua corsa in fondo alla retina. Martin, e c'è il fallo su Martin fischiato proprio a Battistoni, al nuovo entrato Battistoni. Secondo fallo per Battistoni. E ancora un time out, con l'inquadratura tutta riservata per i bianchi del Roseto. Roseto che quest'anno ha operato 4 acquisti sul mercato: Pucci dal Livorno, Malcangi dal Pescara e Marella dal Pordenone, mentre poi il quarto è risultato quello novembrino di Iardella, che proviene dal Pescara. Dario Iardella, giocatore approdato
a Roseto con poco allenamento. Si era allenato a Colleferro in Serie D e con il Master a Roma, squadra di B2, e proprio Jardella ha creato i presupposti per le 4 vittorie consecutive del Roseto. Giocatore abilissimo, come abbiamo avuto modo di vedere, nel gioco veloce, che è andato a colmare il vuoto dell'ala piccola che aveva nel suo organico Sorgentone. Con Stama e Jardella indubbiamente la squadra adesso connotati più perimetrali di quanto non lo avesse prima. Un uomo indubbiamente da serie superiore, Dario Jardella, ricordo impredicato di venire a giocare a Trapani, tra l'altro anche un buon tiratore, ma molto forte soprattutto nell'uno contro uno e nelle penetrazioni a canestro. A segno il primo tiro dalla lunetta di Martini, che poi sbaglia il secondo. 64-46, 7 minuti e 25 secondi ancora da giocare. In palleggio in palleggio Melioli. Va alla conclusione Melioli e realizza, è un buon tiratore da 3 Melioli, 7 punti per lui. Non aveva ancora tirato stasera, lo ha fatto con ottimo risultato adesso, mentre Piazza adesso è entrato in campo. Dunque Piazza, Mannella, Guzzone, Morrone e Martini per il Trapani. Recupera il pallone Roseto, che sta cercando di dare in difesa soprattutto il meglio di se stesso. Non dovrebbe essere buono il canestro, aspettiamo la decisione degli arbitri. 1+1 su questo fallo di Mannella, secondo fallo per Francesco Mannella ai danni di Melioli. È proprio Mannella, che Melioli aveva preso in consegna marcandolo faccia a faccia, viene richiamato in panchina dal suo coach Benvenuti e al suo posto entra in campo Peppe Cassini. Quart'ultima di andata stasera in Vita Eccellenza, con Melioli che realizza, mentre Sorgentone chiama Quigli, e questo è il nomignolo affibbiato ad Antonio Battistoni per dirgli di andare a presidiare in difesa. Antonio Battistoni è uno dei giocatori che da sempre milita a Roseto unitamente a Stama, tranne che per una breve parentesi a Foggia in Serie C. Ha giocato sempre a Roseto, lo scorso anno è stato chiamato a dimostrare tutto il suo valore, tutto il suo potenziale in Serie B1, ha fatto un buon campionato, è un discreto realizzatore, si distingue in particolar modo per le sue doti acrobatiche, è una guardia di 1,88 m, 26enne. Melioli, Scaranzin, proprio Battistoni, scarica per Scaranzin, l'ultimo a toccare è lo stesso Scaranzin, che perde poi, che fa perdere il possesso di palla alla Roseto. 51 chi difende, 64 chi attacca, 6 minuti e 13 da giocare. Trapani, che è stato sempre in vantaggio in questo incontro e ha avuto quasi sempre almeno 10 punti di vantaggio. Fallo su Cassì da parte di Melioli, secondo fallo per il playmaker abruzzese, mentre Sergentone continua a sbracciarsi sulla panchina. Domenico Sergentone, che qualche settimana fa è stato anche contestato a Roseto. Evidentemente la contestazione si è avuta soprattutto nel momento in cui la squadra non stava andando assolutamente bene per via della brutta partenza. Si parlava anche di una sua sostituzione con l'arrivo di Marcello Perazzetti, che già negli anni passati ha allenato a Roseto. Così poi non è stato e l'arrivo di Jardella ha un po' favorito il coach abruzzese. Sbaglia il Roseto, lotta al rimbalzo, ma la palla va a toccare i supporti del tabellone e dunque si rimette da fondo campo, con il Trapani che va in contropiede e che viene
fermato fallosamente in Guzzone. Il fallo è stato di Battistoni, terzo fallo per Willy Battistoni. Ancora un cambio con Scaranzini che torna in panchina e al suo posto entra il giovane Pucci, Alessandro Pucci, un'ala di 1,98 m, 22enne, giocatore proveniente dal Livorno, dove lo scorso anno giocò 27 minuti in Serie A evidentemente. Giocatore che ha propiziato quest'anno la vittoria di Ragusa del Roseto con l'1+1 decisivo a 3 secondi dalla fine, che ha dato 2 punti preziosissimi e la prima vittoria in trasferta del Roseto. 5 punti per Guzzone. Malcangi sale a ricevere in cabina di regia Melioli, su di lui sempre Mario Piazza, sempre uomo difensiva. Pucci, Iardella, buona difesa di Martin, la palla comunque giunge a Malcangi e terminano i 30 secondi tra l'euforia e la soddisfazione di Cacco Benvenuti e anche del pubblico, il cui incitamento sale ancora una volta più prepotente che mai. 68 a 51, a 5 minuti dalla fine, in favore del Trapani, 17 punti di vantaggio. Sbaglia Morrone da sotto, contropiede velocissimo di Melioli e poi Martin che recupera il pallone ma si libera in maniera irregolare di Melioli, ed è quarto fallo per Marco Martin, mentre il pubblico di casa pregusta già la vittoria. Benvenuti si arrabbia nei confronti di Morrone per l'errore di poc'anzi, ed ecco che si va a preparare anche Zucchi, probabilmente ci sarà gloria anche per lui stasera. A segno la doppia conclusione dalla lunetta di Battistoni, che realizza i primi 2 suoi punti della serata. Morrone, Piazza, Cassì sta vivendo sul vantaggio, sul break iniziale di 10 punti il Trapani. Buono il passaggio di Piazza per Martin e un fallo ancora su Martin da parte del giovane Pucci. Primo fallo di Pucci. In lunetta Marco Martin, 25enne alla pivot di 2,02 m. 4 punti tutti dalla lunetta fino a questo momento per lui, mentre Sorgentone continua a parlottare con il suo assistente, cioè Piero Bianchi, confermato anche lui quest'anno alla guida delle squadre minori. Difesa pressata del Trapani, Guzzone su Malcangi. Si difende bene il Trapani, poi Martin può dare a Guzzone 2 contro 1 e va a realizzare molto bene Piazza. 5 punti per Mario Piazza. E come potete ben sentire, grande euforia qui al Palagranata per questo ennesimo canestro in contropiede del Trapani, un contropiede che ha funzionato stasera. Si attendeva il contropiede invece del Roseto, così non è stato, limitato al massimo il contropiede proprio della squadra abruzzese. Adesso non c'è fallo su questa stoppata di Morrone, c'è invece il time out che va a interrompere il gioco sul punteggio di 72 a 53 per il Trapani a 3 minuti e 46. È giusta e doverosa l'inquadratura del nostro Peppe Basilico stasera alle telecamere per il comando Ultra Curva Nord, entusiasta più che mai. Ancora un pubblico delle grandi occasioni stasera al Palagranata, c'è praticamente il tutto esaurito. Grido
Al grido di Serie A le due squadre riprendono posto sul parquet, con Sergentone che continua comunque ad incitare i suoi. Sergentone ha iniziato la sua carriera di allenatore a Roseto, come diciamo è rosetano di nascita, e iniziò nel settore giovanile, poi è stato assistente di paratore con la prima squadra, una parentesi poi a Giulianova, poi di nuovo a Roseto con Ranuzzi e Boero negli anni della promozione e della retrocessione, mentre c'è il quinto fallo di Marco Martin che, applauditissimo dal pubblico, lascia il campo a 3,44, 5 punti il suo bottino personale, tutti realizzati dalla lunetta. Ringrazia anche il pubblico Martin, e in campo esce Martin ed entra Zucchi, giovanissimo pivot 21enne di 2,02 m. Realizza dalla lunetta Pucci. Vi dicevamo di Sorgentone che dopo la parentesi di Giulianova poi ha allenato di nuovo a Roseto, ha allenato poi con le forze armate e negli ultimi 3 anni è stato sempre a Roseto, dove è riuscito a portare la squadra in Serie B1, una squadra che quest'anno si avvale anche di un general manager a tempo pieno, e cioè di Romano Mari, mentre il Trapani continua a realizzare, questa volta con Piazza dall'angolo. Battistoni rimette Piazza, Cassì e Morrone tutto solo realizza. Si è praticamente sfaldato il quintetto rosetano, con Stama che si appresta a riprendere posto sul parquet unitamente a Palermo, ed è proprio una marcia trionfale quella del Trapani. Fallo di Zucchi su Pucci, un duello fra due giovanissimi che giocano poco nelle due rispettive formazioni. Due minuti e 50 alla fine dell'incontro. Uno più uno per Pucci, che dalla lunetta ci sa fare. 76 a 55. Questa volta Pucci sbaglia. L'ultimo a toccare comunque Malcangi. E a 2,45 dalla fine è il Trapani che, con Piazza che chiama lo schema, si riporta in avanti, cerca l'anticipo Stama su Cassì, c'è il fallo di Stama ed è il quinto fallo per Stama, che Sorgentone aveva tirato fuori per evitare proprio che compisse il quinto fallo, che adesso arriva proprio dopo pochi secondi che la guardia ha ripreso posto in squadra. Dalla lunetta Cassì, che continua implacabilmente e implacabile a bucare la retina, e ancora a segno Cassì, 16 punti per lui, conclusione da 3 nettamente fuori misura da parte di Battistoni. Piazza, Zucchi lascia Morrone, ancora Mario Piazza, Sergio Zucchi realizza anche Zucchi, esplode stavolta il pallagranata per questo canestro di Zucchi, che viene anche rincuorato oltre che dal pubblico, dai suoi stessi compagni di squadra. Intercetta Piazza, rimette il Roseto con Palermo. In possesso di palla adesso Melioli, una partita che ormai non ha praticamente più nulla da dire, con il Trapani che ha vinto nettamente. Buono il gioco
difensivo dei Granata, mentre scocca anche il 30° secondo per l'azione offensiva. Trapani in contropiede, questa volta la stoppata ai danni di Guzzone e da parte di Malcangi, e mentre il signor Garzia affida il pallone al Trapani, l'altro arbitro, scusate, affida il pallone a Roseto, l'altro arbitro l'aveva affidata, cioè il signor Bagnoli, al Trapani. Piccolo cenno d'intesa che poi ha dato ragione allo stesso Garzia. Comunque ormai ben poca importanza ha il possesso di palla in questo finale di incontro, mancano appena 89 secondi alla fine, con il Trapani che sta nettamente vincendo e con l'inquadratura riservata al grido di Serie A al comando Ultra Curva Nord, un pubblico che quest'anno alla Pala Granata è stato davvero impeccabile. Forse è più facile del previsto questa vittoria contro il Roseto, che veniva presentato come uno spauracchio per via delle ultime 4 vittorie consecutive, anche se 3 di queste erano venute da partite interne. Forza la conclusione, ma realizza Battistoni fra gli applausi dello sportivissimo pubblico. Cassì, 1 minuto alla fine. Morrone si rifugia in out Battistoni. (23 punti di vantaggio per i Granata). Piazza può dare a Guzzone, che tutto solo sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Mario Piazza e realizza da sotto. Mentre in questo finale di incontro si allargano un pochettino le maglie difensive del Trapani, con Melioli che realizza il 59° punto del Roseto. Netta vittoria dunque del Trapani, che sulle ali di un break conquistato proprio in avvio d'incontro con un 10-0 che non lascia scampo, che non ha lasciato scampo, ha costruito questa vittoria. Adesso va alla conclusione Zucchi, ma sbaglia, rimbalzo offensivo di Guzzone, ancora Zucchi che sbaglia per la seconda volta, e poi a 4 secondi dalla fine può andare all'ultimo tiro il Roseto, che realizza con il numero 17 Melioli. Finisce dunque 82-61 in favore del Trapani questo incontro, un incontro, ripeto ancora una volta, più facile del previsto, con un Trapani che ha giocato sicuramente una buona partita, chiusa già con 10 punti di vantaggio alla fine del primo tempo, che poi nel secondo tempo ha aumentato appunto nel proprio vantaggio, e ripete il punteggio finale 82-61. Un grazie a tutti per la cortese attenzione da parte di Peppe Cassisa, un cordiale saluto ancora agli amici di Roseto. Ci risentiamo per le prossime partite del Racine Trapani, che avranno luogo qui alla Pala Granata, mentre domenica vi ricordo che il Trapani giocherà in trasferta. Ci risentiamo, grazie a tutti per la cortese attenzione, buonasera da parte di Peppe Cassisa.